2 anni e 8 mesi fa la vita di Cagliari in generale viene sconvolta da una notizia, un omicidio, quello di Venerato Sardu, avvenuto nella sua abitazione, siamo a Smirionis in via Ogliastra. L'assassino è stato trovato, preso, sta scontando adesso quello che la legge prevede. Intanto però ci sono i figli di Venerato Sardu, che non c'è più lui, e voi state vivendo una situazione assurda, non potete entrare in possesso della palazzina di proprietà di vostro padre, Isabel Sardu. Sì, purtroppo dall'evento tragico la palazzina è stata occupata completamente da delle persone che abusivamente si sono piazzate in tutta la struttura. Abbiamo fatto tutto quello che a rigor di legge ci permette di mandare via queste persone, ma purtroppo abbiamo terminato con il nostro avvocato tutto quello che la legge prevede per poter appunto riprenderci il possesso del nostro immobile. Purtroppo gli elementi che sono all'interno non sono persone facili, sono persone molto difficili, con contesti di disagio sociale e di degrado. Ci hanno minacciato, abbiamo paura, non abbiamo la possibilità neanche di avvicinarci serenamente al palazzo, di entrare in uno degli appartamenti perché ci minacciano di morte, ci hanno spaventato non soltanto qui ma anche in altre sedi e contesti. Non siamo con le mani legate perché purtroppo nessuno fa più niente, tutto il vicinato ha paura, c'è una situazione tragica per cui è tutto fermo, non si muove niente. Perché? Qual è la motivazione di questo stallo, di questo muro di gomma? Cosa sta succedendo? Ecco, non si muove nulla, qualcosa che si muove però c'è Renzo Sardu, perché si muovono i conti, vale a dire le bollette da pagare. Assolutamente tutto a carico nostro e non abbiamo potuto staccare pure le utenze perché sempre essendo come si chiamano bisogni primari ci impediscono di poter staccare le utenze. Perché sareste continuiamo a voi pagare- fuori legge in quel Sì, caso. esattamente, nonostante appunto poi ci sono delle situazioni assurde legate proprio alla legge, nel senso che siamo riusciti a sfrattare delle persone che poi sono state pure arrestate, rimesse dentro dal tribunale stesso perché dovevano andare ai domiciliari nell'ultimo domicilio, nell'ultima residenza della stessa persona, per cui col tribunale l'abbiamo tolta e il tribunale ce l'ha rimessa dentro, cioè, per cui stiamo veramente all'inverosimile. Situazione davvero assurda, un'altra delle figlie di Venerato Sardu, c'è poi il dolore, quello non si può dimenticare, vostro padre, suo padre, ucciso da una persona verso la quale comunque diciamo di base riponevasi a un certo momento una fiducia perché era uno degli inquilini. Guardi, fa ancora molto molto male parlare di questa vicenda e dell'omicidio di mio padre. Per noi è tutto molto molto doloroso. Venire qua per noi è un rivivere tutto questo dolore ed è amplificato da questa vicenda continua che ci obbliga a tornare qua per poter provare a sfrattare queste persone. Ripeto, come hanno detto i miei fratelli, non abbiamo l'aiuto da parte di nessuno, da parte di chi ci dovrebbe tutelare, invece non ci tutela. Noi chiediamo aiuto perché non è possibile che la legge ci lasci da soli. Abbiamo bisogno di andare avanti con le nostre vite, di poter liberare anche in onore di mio padre che è morto per questo, proprio per colpa di un inquilino, ed è assurdo che questa cosa dopo 2 anni e mezzo vada ancora avanti. Quindi chiediamo aiuto. Vorremmo l'aiuto della legge, chiediamo l'aiuto della legge. In una battuta però, in una risposta basta un sì o un no corale da parte di tutti i figli di Venerato Sardu. Voi vi sentite come se avessero ammazzato una seconda volta vostro padre e ora Sì. che stessero praticamente vivendo sulla sua pelle? Lo fanno ogni giorno. Assolutamente sì.